Qualche polemica di troppo da parte di qualche tifoso biancazzurro a fine gara, deluso dal pari con Cussi Palermo, ha spinto i ragazzi della Curva Sud a divulgare un comunicato nel quale si legge testualmente: in merito alle contestazioni avvenute alla fine della partita Acregas-Cussi Palermo di uno sparuto gruppo di pseudotifosi, 1-2 persone al massimo, la Curva Sud Acregas si dissocia completamente da tale gesto in quanto è impensabile contestare una squadra che non ha mai perso una partita e si trova al secondo posto in classifica a lottare per la vittoria finale del campionato. Squadra che è composta da giocatori che lottano e sudano la maglia per 90 minuti. La giornata storta può capitare a maggior ragione dopo un cambio tecnico dell'allenatore. Ci teniamo a precisare che da parte nostra, finché ci sarà impegno e determinazione, come fino ad oggi dimostrato, inciteremo e sosterremo il gigante a proseguire il cammino verso un unico obiettivo, che è quello del salto di categoria. Sicura che anche la dirigenza sta lavorando in questa direzione e che presto rinforzerà l'organico per renderci ancora più competitive, conclude il comunicato dei ragazzi della Curva Sud. Intanto la squadra ha ripreso la preparazione in vista della trasferta di sabato prossimo allo stadio Lo Monaco di Partanna Montello. Mister Vullo, prima della ripresa, ha analizzato la gara di domenica scorsa con i propri ragazzi e c'è grande voglia di riscattare per riprendere quota.